Portogruaro va al Taliercio di Mestre contro il Venezia FC nell'ultima giornata della fase a gironi della Coppa Italia di Serie C, raggruppamento 12 già deciso con le lagunari aritmeticamente agli ottavi di finale, partita dunque valida soltanto per l'onore. Inizio fiammante delle Venezia, qui con il salvataggio di Carlotta Gava, capitano quest'oggi sulla linea di porta decisiva. Quinto minuto, arriva il vantaggio del Venezia con il capitano Piazza che infila di testa su calcio d'angolo 1-0 dopo 5 giri di lancette. Ancora Venezia, dentro Bonin, Zuanti evita Papandrea, scarica in porta il gol del 2-0, bomber di Coppa Zuanti, seconda gara in cui va a segno su 3. Il Portogruaro arrivava a questa partita con molte assenze, soprattutto in attacco, e si faranno sentire nel corso della partita. Venezia senza mancanze di rilievo. Qui trova il 3-0 Bonnin, dopo l'assist fa anche gol. Il suo tiro da posizione molto defilata trova la parte alta della porta difesa da Papandrea. Ancora però Venezia scatenato qui con Zuanti, pressione altissima su Piovesan, ruba palla e conclude. Palo gol, 4-0 per il Venezia, siamo al 36esimo del primo tempo e secondo gol in questa partita, terzo complessivo in Coppa Italia per Zuanti. Qualche cambio nel Portogruaro nel intervallo, conclusione qui di Gasci, non è entrata, vedete Pinel controlla la sfera. È comunque un Venezia che fa entrare forze fresche qui, e però la numero 8 Sanchez Verdaguer sempre al centro delle operazioni a cogliere una traversa, ma ancora Venezia, vedete, con Fassin neoentrata al 60esimo all'ora di gioco, primo pallone toccato per lei, assist di Verdaguer, Sanchez e gol, il primo per lei in Coppa. Si iscrive al tabellino, vedete, pochi secondi dopo anche Sclavo, per lei è il secondo gol in Coppa Italia, gol meritato per Sclavo che ha spinto molto e ha difeso bene su quella fascia. Ci prova da lontano anche la numero 24, anche lei neoentrata Salvi, blocca comunque Papandrea, non si ferma però l'avanzata del Venezia, ancora Zuanti, scatenata quest'oggi, tripletta, protagonista della gara Zuanti dal primo all'ultimo minuto, segna dunque la sua personale tripletta, quarto gol in Coppa per lei, divario che si amplia sempre di più, c'è spazio nel finale anche per la rete di Govetto di testa su assist di Piazza. Finisce 8-0, Venezia che accede agli ottavi di finale. Portogruaro che tra una settimana se la vedrà con l'Orvieto. Un saluto da Davide Gasparotto. Ritorna il calcio in rosa. Ogni giovedì alle ore 21:30 in esclusiva su Media 24 canale 77 la sintesi delle gare di campionato Serie C femminile girone B nazionale. Il calcio in rosa è su Media 24.